Senti, Trappa, dove avessi mangiato 4 kg di carbonara? Da non comincia, ma era una porzione piccola, amore. C'era una porzione piccola di pesce che imparato. È vero, Giorgino. Cioè, io dici che mangiavo una porzione così grande. Amore, sono sbugiato, ma non è vero. Io mangio quanto un uccellino. Cioè, lo sanno tutti, lo sanno pure Giorgino. Cioè, un uccellino. Insomma, 4 kg di pasta. Poi dovete sapere che io, la liscia è la carbonara. Che per guanciare definitivo c'è non ci sta alternativa, o ci mette il guanciare o non è carbonara. Cioè da noi i porci li allevano anche per strada assieme ai cinghiali. C'è per questo che noi andiamo a pane e porchetta, cioè, e poi a un certo punto il guanciale lo mangiamo pure la mattina a colazione. Cioè noi lo mangiamo crudo perché ci piace mangiarlo crudo. Io, nella carbonara ci avessi pezzo bacon, il classico bacon delle praterie, cioè quello che mi piace tanto. Però il dice no, c'è a mettere un guanciale, ma faccio guanciale un po' lo buttiamo perché ne fa schifo. Però dice che ci sta meglio una carbonara. Poi non lo so, in tutto il giro che ho fatto, io ho assaggiato carbonara fatta con prosciutto crudo, con tutte qua. E addirittura con la mozzarella.